Benvenuti, oggi è martedì 25 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta alle 20.15. La luna sorge alle 2.45 e cala alle 18.12. Oggi si celebra San Giacomo il Maggiore. Il nome Giacomo ha origine ebraica e significa seguace di Dio. Il suo numero fortunato è il 4, il colore il rosso, la pietra il rubino e il metallo il rame. Il caldo è davvero insopportabile. Non è la prima volta che lo dico, vero? Lo so, sembra una vecchia che ripete le cose e... vabbè. Per cercare un po' di sollievo, a volte apro il frigo solo per sentire quella piacevole sensazione di fresco. Ma sapete una cosa interessante? Un trucchetto per proteggere la pelle dal sole e passarsi un cubetto di ghiaccio sul viso prima di esporsi ai raggi solari. Questa semplice azione favorisce la tonicità della pelle e la rende meno vulnerabile all'aggressione del sole. Non dimenticate poi di applicare una buona crema solare specifica per il viso. Proteggere la nostra pelle è fondamentale, soprattutto in queste giornate roventi. Sono 60 le candeline per l'attrice comica Sabina Guzzanti. La sua specialità è la satira sferzante al potere, celebri le imitazioni di politici italiani, su tutti Silvio Berlusconi e Massimo D'Alema, e di personaggi dello spettacolo portati alla ribalta in storiche trasmissioni condotte da Serena Dandini, come Avanzi, L'Ottavo Nano, che vedono protagonista anche il fratello Corrado. Festeggia 70 anni il presentatore televisivo e giornalista Gigi Marzullo. Dopo numerose esperienze televisive gli viene affidata la conduzione di Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai 1 che gli dà grande notorietà. Si faccia una domanda e si dia una risposta. È la frase ricorrente che viene posta a tutti gli ospiti intervistati. Da un po' di anni è presenza fissa nella trasmissione Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio. Infine oggi compie 38 anni la showgirl e attrice siciliana Francesca Chillemi. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese, a soli 18 anni viene eletta Miss Italia. Dopo una parentesi come modella approda in TV nella serie Un medico in famiglia. Poi partecipa ad altre fiction come Carabinieri e Che Dio ci aiuti. Al cinema la ricordiamo nel film Cado dalle nubi di Checco Zalone. La manovra del maresciallo Pietro Badoglio è far cadere il governo fascista e ridimensionare il potere di Benito Mussolini. Dopo una riunione fiume di 10 ore del Gran Consiglio del Fascismo viene approvato un ordine del giorno nel quale si stabilisce la restituzione di tutti i poteri politici e militari a Vittorio Emanuele III. Il provvedimento, con 19 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto, non lascia scelta al duce che alle 17 del 25 luglio del 1943 incontra Vittorio Emanuele III a Villa Savoia. All'uscita Mussolini viene arrestato e il re incarica Badoglio di formare un nuovo governo. Il momento epico arriva alle 22.45 di quello stesso giorno, con l'annuncio della notizia alla radio. Per milioni di italiani è una liberazione. Nelle strade vengono distrutti tutti i simboli del fascismo. Qualche curiosità sui vini siciliani. Il passito di Pantelleria è ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno a bacca bianca chiamato Zibibbo, portato sull'isola dagli arabi, anche se qualche studioso individua la sua introduzione all'epoca dei Fenici. Il suo nome deriva dalla parola araba zaibib, che significa uva essiccata. Altri lo fanno risalire a Capo Zebib, un promontorio tunisino dove il vitigno ha avuto diffusione prima di arrivare sull'isola. I segni zodiacali si preparano a svelare i loro segreti. Ecco l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la luna completa il suo transito in bilancia, lasciandoci delle belle sorprese e trasformando un po' gli umori. Vediamo come. Ariete, sicuramente oggi siete pronti a guardare in faccia il sentimento che più di ogni altro è vibrante fin dal mattino nei vostri gradi. Cos'è? Avete perso la testa per una persona e siete cotti. Dichiaratelo, tutto il mondo si colora di tutte le frequenze possibili negli occhi di una persona innamorata. Toro, giornata particolarmente intensa oggi proprio perché dovete sistemare una serie di scartoffie, cercare delle mediazioni e farvi aiutare da qualcuno. Probabilmente la molle di lavoro sobbarcata vi ha dato anche dei problemi di amministrazione e di gestione. Coraggio Toro, c'è sempre Giove e Urano dalla vostra, per cui tutti gli imprevisti che hanno a che fare con questo periodo sono sempre volti a farvi migliorare. Gemelli, un Mercurio oggi un pochino pieno di tensione
tensione, ma l'amore è assolutamente in primo piano, si comunica bene e soprattutto si fanno i conti proprio con la durevolezza e la serietà del partner. In fondo potete anche vantarvi di avere una solida storia d'amore, no? Cancro. La giornata di oggi prevede una grossa impennata a livello lavorativo. Trovare l'ispirazione giusta, avere comunque il coraggio di sfidare le difficoltà in un'operazione che sembra complessa, a volte sconsigliata da qualcuno, e invece stupirati tutti con un possibile prossimo nuovo risultato ottimo. Leone, giornata interessantissima oggi, visto che Venere e Mercurio giocano a farvi comunicare, un gioco di intrigo di sguardi, una conoscenza nuova per i single. Oggi tutto è possibile in amore e la passione si scalda al sole che nei vostri gradi regna sovrano. Vergine, giornata molto interessante, anche voi come i Toro e i Capricorno siete pieni di dubbi e ripensamenti soprattutto in ambito lavorativo e anche in taluni casi quello sentimentale, proprio come nel vostro. Probabilmente le tensioni e i nervosismi che Marte porta vi portano a vedere tutto come una sfida a cui resistere. Semplicemente le stelle vi consigliano di non commettere il solito errore dell'accumulo nervoso. Bilancia, giornata bellissima oggi, visto che Luna e Mercurio hanno un gioco di intesa veramente interessante. Ottima l'idea di creare un bell'affare o comunque di risolvere diplomaticamente un qualcosa che fa star bene in termini di giustizia la vostra famiglia, le vostre proprietà, i vostri possedimenti. Qualcosa vi frulla per la mente. Scartate bene l'idea giusta nel vaglio delle possibilità e provate a lanciarvi in qualcosa di nuovo. Scorpione, giornata oggi che vede l'avvicinarsi della luna e sempre quelle emozioni che regnano sovrane in voi, segni d'acqua così viscerali e attenti a tutte le emozioni che vi sono intorno. Captate tutto, soprattutto anche l'ambiguità in taluni casi di qualche persona che sembra avvicinarsi ma non troppo. Sagittario, una giornata oggi molto piena di suggestioni, di notizie che arrivano e anche, perché no, di alcuni riconoscimenti lavorativi e professionali che vi saranno dati. Questa settimana è tutta impregnata sul buon umore o l'umore in ripresa, quindi qualche piccola soddisfazione sarà possibile lungo l'arco dei giorni a venire, quindi siate morbidi e non state in tensione. Capricorno, giornata sempre che riguarda l'andamento morale, con una luna che sta per terminare la sua quadratura. Sicuramente da domani andrà meglio, ma quella luna vi ha fatto vedere la situazione anche da un punto di vista altro, e vedere a volte il proprio operato con gli occhi degli altri ci può aiutare a capire anche i nostri difetti, ma anche i pregi. Acquario, giornata oggi che vi regala un ultimo soffio lunare che vi accende di suggestioni e anche di emozioni. Forza, dai, anche se i vostri ghiacci resistono a questo sole in opposizione e vi sentite un po' stanchi, alcuni di voi con qualche problema di pressione tipico dei vostri gradi, ecco che la luna oggi farà risalire l'amore e anche la voglia di amare. Pesci, giornata interessantissima oggi, visto che avete preso delle decisioni riguardo alla vostra presenza di spirito. La reazione sarà sicuramente importantissima e oggi ne padroneggerete una che lascerà di stucco e a bocca aperta i vostri collaboratori al lavoro. Bene, continuate così, fatevi valere. Sono le 16:42 del 25 luglio del 2000, quando un aereo Concorde dell'Air France decolla dall'aeroporto di Parigi, diretto a New York. 2 minuti dopo, a causa di una striscia di metallo persa da un DC-10 partito poco prima, una ruota del velivolo esplode e perfora il serbatoio, provocando un incendio. Nonostante i danni, l'aereo riesce a staccarsi da terra, ma senza guadagnare quota. Si schianta contro un hotel e muoiono 113 persone. Inizia la fine della compagnia di aerei supersonici. Hai dubbi su un esame e ti senti poco preparato? Bene, potresti pensare di improvvisare. Gli inglesi hanno un modo per descrivere questa situazione: to play it by ear, ovvero suonare a orecchio. Letteralmente significa affidarsi all'ascolto e all'istinto musicale, ma non solo, può essere utile per spiegare una situazione in cui non vuoi fare piani precisi in anticipo. Quindi, se siete una di quelle persone che preferiscono l'improvvisazione, ricordate questo proverbio inglese. Avete perso una puntata.
Vabbè, stavolta vi perdono, ma solo perché grazie a Sicilia Play potete rivederla quando volete sul nostro canale YouTube. Oggi vi raccontiamo la storia di Corliss Palmer. Un giorno, scherzando con le sue amiche al bar, decide di mandare una sua foto a una famosa rivista dedicata ai fan del cinema muto. Ebbene, viene scelta. È così che entra nella Hollywood degli anni '20. Fu proclamata la più bella ragazza d'America, ottenendo pubblicità e la possibilità di recitare in un film. L'editore della rivista, Eugene Brewster, si innamorò di Corliss e divorziò dalla moglie per sposarla. La loro vita sembrava perfetta, con lusso e successo, ma la caduta fu altrettanto rapida. La crisi economica portò alla rovina di Brewster e alla fine del matrimonio. Corliss si ritrovò sola, con dipendenza dall'alcol e depressione. Nonostante tutto trovò un nuovo amore in un modesto cowboy, ma il passaggio al cinema sonoro segnò la fine della sua carriera. La sua voce rimase un mistero. Ci salutiamo con la frase del giorno: l'amore è un'anima che abita in due corpi. Noi non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima puntata con nuovi contenuti imperdibili. Buona giornata dalla vostra Naomi.